Il passo della Foppa ha 1852 metri di quota, da non confondere con lo storico valico del Mortirolo, poco distante. Mette in comunicazione con una carrozzabile la Valtellina con la Valle Camonica. Entrambi fanno da spartiacque tra Adda e Oglio. Risaliamo in auto da Edolo, in provincia di Brescia, lungo la statale 42 fino a Monno, dove svoltiamo immettendoci con la provinciale 81 nella Valle del Mortirolo. Superato il paese possiamo parcheggiare nell'area sopra il campo da calcio o continuare per circa 300 metri e sperare di trovare spazio nei pressi del tornante numero 12. Oltre, durante l'inverno è infatti vietato proseguire. Dal tornante a 1230 metri, in località Mostone, ci si incammina lungo quella che è la vecchia mulattiera del Mortirolo. Si continua nel bosco, un itinerario molto frequentato da chi ama le escursioni invernali, a piedi, con le ciaspole, dagli sci alpinisti, davvero adatto a tutti. Si raggiunge in breve la località Prato dell'Ares e continuiamo a camminare fino all'indicazione Cornel Via del Lac, dove pieghiamo a sinistra superando poco dopo il torrente Mortirolo. Si transita in questo modo su un piccolo e bellissimo ponte di pietra che qualcuno attribuisce addirittura a Carlo Magno. Il panorama tra boschi, vette, baite e innevati si apre a mano. Davanti il Monte Resverde, a sinistra Cima Verda, a destra il Monte Pagano. Il percorso, ora salendo, descrive alcuni tornanti, conducendo in breve tempo al rifugio al lago del Mortirolo a 1785 metri di altitudine, in riva a un bel lago alpino e non distante dal passo della Foppa. Per il rientro è consigliato l'anello, che può essere completato incamminandosi dal rifugio sul sentiero CAI numero 71 fino a incrociare la nuova strada del Mortirolo, quella estiva, nei pressi dell'Albergo Alto. La si segue passando dalla chiesetta di San Giacomo e dall'Albergo Basso. Si attraversa il torrente Varadega sul Ponte Palù e, poco dopo, si scende a destra rimettendosi sulla vecchia mulattiera e ripercorrendo a ritroso, raggiunto il fondovalle, la prima parte dell'itinerario utilizzato per la salita.